Il patrimonio dello Stato si arricchisce di ben 280 milioni di euro, un tesoro illegale appartenente all'imprenditore Pietro Di Vincenzo, ex presidente di Confindustria di Caltanissetta. La Corte d'Appello nissena infatti ha confermato il maxi sequestro di beni rigettando il ricorso presentato dai suoi legali. Con la confisca passerà nelle mani dello Stato un tesoro da 280 milioni di euro tra beni mobili, immobili e fette societarie di imprese nel settore edile ed immobiliare. Il provvedimento è scattato sull'onda lunga del coinvolgimento dell'ex presidente degli industriali nisseni in un'inchiesta romana su mafia e appalti, da cui ne è uscito con una condanna a 1 anno e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa, rimediata con il rito abbreviato, poi cancellata dalla Corte d'Appello di Roma, che lo ha assolto. Le indagini curate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Nissena, suffragate dalle dichiarazioni di 3 collaboratori di giustizia, hanno fatto il resto, così da determinare la confisca definitiva dell'impero finanziario dell'ex presidente dei costruttori siciliani ed ex presidente dell'Ance Sicilia di Confindustria Caltanissetta. A presiedere la Corte l'agrigentino Salvatore Cardinale, da sempre in trincea contro la mafia e i patrimoni illegali. La decisione della Corte d'Appello, commenta il procuratore capo di Caltanissetta Sergio Lari, dimostra che l'impianto accusatorio della Procura ha retto. Apprendo questa decisione con notevole soddisfazione, conclude. Alcuni mesi fa Di Vincenzo è stato condannato dal Tribunale di Caltanissetta a 10 anni di reclusione per estorsione nei confronti dei suoi dipendenti. Si trattava di lavoratori addetti alla manutenzione di impianti di installazione, dei quali l'imprenditore aveva l'appalto.